piano di sanità pubblica con cui la Regione si prepara ad affrontare l'autunno, investimenti di mezzi, spazi e uomini, Zaia, rischio di probabile psicosi dovuta all'arrivo dell'influenza. Sottoposti a tampone vanno in vacanza in Abruzzo senza attendere il risultato e alla fine risultano positivi. Protagonisti dell'episodio 2 turisti veneti. Bufera per i 244 positivi e l'ex caserma Serena a Treviso. Il governatore del Veneto dice scandaloso, per avere un'infezione del genere vuol dire che di prevenzione ne è stata fatta zero. Il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Lorenzoni, oggi davanti all'ex caserma Serena ha definito una vergogna nazionale. I leader delle forze politiche che mi sostengono vengano qui. Cordoglio annuale per la morte a soli 29 anni per una malattia, il consigliere comunale Damiano Caravello, le parole del sindaco. Si è svolta regolarmente stamani la seconda prova di sollevamento completo delle 78 dighe mobili del Mose dopo quella alla presenza del Premier Conte. Nuovi test sono previsti durante il mese di settembre. Troppe frane nel Bellunese dopo la tempesta Vaia, nasce una nuova commissione regionale che studierà il fenomeno. Obiettivo: fornire a Veneto Strade gli strumenti per prevenire e ridurre il rischio sulla viabilità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque lo aveva annunciato e oggi il governatore Zaia ha presentato il nuovo piano di sanità pubblica con cui la regione Veneto si prepara anche ad affrontare quella che sarà l'allarme psicosi coronavirus in autunno, mentre in questi giorni si registra un aumento di nuovi focolai di rientro dalle vacanze. I nuovi focolai in Veneto dovuti al cosiddetto virus di rientro, e cioè portato da fuori da chi esce dalla nostra regione e vi fa ritorno dopo aver trascorso le vacanze all'estero. Abbiamo casi dalla Spagna, casi dal Perù, casi da Malta, parlo al plurale perché non ce n'è uno, ce n'è più di uno. Isola di Pag della Croazia, 8 ragazzi abbiamo. Da Corfù. Da qui i consigli: continuare a tenere alta la guardia usando i dispositivi anche in ferie. Però i dati ci dicono anche che siamo davanti a una categoria che non avevamo d'inverno, o meglio avevamo in maniera infinitesimale, che era quella dell'asintomatico, cioè di persona che non ha nessun sintomo ma che ha una positività che poi la condurrà alla negativizzazione. Anche il nuovo piano di sanità pubblica si prepara a fronteggiare quell'emergenza d'autunno che per il governatore Zaia sarà dettata comunque dalla psicosi di chi, avendo febbre e tosse, tema possa non essere una semplice influenza. Perché uno che ha l'influenza pensa di avere coronavirus nell'autunno-inverno 2020-2021. Con la prevenzione e la capacità diagnostica della rete dei laboratori potenziata anche l'assistenza ospedaliera, con i posti letto in terapia intensiva che passano dai 494 della pandemia agli 840 e ben 1016 in particolari situazioni di emergenza. Posti letto in aumento per le semi-intensive che da 85 diventano 663 e per le malattie infettive che da 165 si portano a 1085. Abbiamo fatto investimenti per 81 milioni e 900 mila euro. Fondamentali per lo screening d'autunno i test differenziali programmati per la corretta diagnosi. Cioè noi abbiamo dei coronavirus che danno l'influenza e abbiamo questo che ci rompe un po' di più. Quindi voi capite che chiunque, lo vediamo già con i bambini in età pediatrica, questo è un fenomeno che potete evidenziare, a ogni bimbo che comincia ad avere la tosse o la febbre, giustamente viene inviato dal pediatra per un tampone, che nella quasi totalità dei casi, se non tutti, è negativo. Avremo comunque un'emergenza, questo mi interessa dirvi, garantita al limone, che sarà quella dell'influenza che dovrà essere testata. Sottoposti a tampone vanno in vacanza senza attendere l'esito e alla fine risultano positivi. I protagonisti dell'episodio sono 2 turisti del Veneto che si trovavano a Roseto degli Abruzzi. I due sono stati trasportati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Teramo per essere visitati. Accertate le loro condizioni di salute, saranno trasferiti nella RSA di Giulianova, appositamente allestita per ospitare questa tipologia di pazienti. L'ASL di Teramo, si legge in una nota, sta lavorando alla creazione
necessariamente per tracciare i contatti e porre in essere tutti i controlli necessari. Scusate, intanto sulla vicenda dell'ex caserma Serena ai confini tra Treviso e Casier è intervenuto proprio il governatore Zaia durante l'inaugurazione di una rotatoria a Ponte di Piave e ha detto: per avere un'infezione del genere vuol dire che di prevenzione ne è stata fatta zero. È scandaloso che sia accaduto quello che è accaduto e sta accadendo a Treviso alla caserma Serena. Va giù duro il presidente del Veneto Zaia parlando della situazione all'ex caserma Serena, dove i positivi in meno di una settimana sono quasi raddoppiati, arrivando a 244. Numeri che vanno ad incidere sull'RT del Veneto, spiega il governatore. Nella nostra regione la situazione è sotto controllo, togliendo i casi di Jesolo e Treviso, continua, registriamo in media 7-8 contagi al giorno, ordinaria amministrazione. Ovvio è che quando tu trovi 240 persone contagiate in una caserma come Treviso, i numeri sballano. E a me spiace perché poi nelle classifiche nazionali viene fuori il Veneto è un lazzaretto. Noi non siamo un lazzaretto, la situazione è assolutamente sotto controllo. Più che altro c'è qualcun altro che non ha controllato dove doveva controllare. La sanità viene prima di tutto e quindi sì, dar da mangiare, sì, accudire, però mi chiedo anche perché non sia stato fatto un minimo di prevenzione e di tutela. Insomma, per avere un'infezione del genere vuol dire che di prevenzione è stata fatta zero. Zaia poi torna sul futuro di queste strutture d'accoglienza. Queste strutture devono essere smantellate e devono tornare a casa loro. Il presidente del Veneto spiega come dagli ultimi tamponi effettuati si rilevi un'evoluzione microbiologica, ovvero ci si avvia alla negativizzazione dei positivi. Il prossimo giro di test all'ex caserma Serena, conclude il governatore, si farà il 12 agosto e immagino che in quell'occasione troveremo diversi negativi. Il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Lorenzoni, oggi era proprio davanti all'ex caserma Serena di Treviso. Abbiamo identificato in questo luogo un simbolo di una cattiva gestione. Una cattiva gestione del tema dei migranti, una cattiva gestione del tema della pandemia e in fin dei conti insomma, un uso strumentale anche di questa situazione. Ex caserma Serena di Dosson, dove 244 tra migranti e operatori sono ad oggi positivi al Covid-19, emblema di un sistema che ha fallito per il candidato di centrosinistra alla presidenza del Veneto Arturo Lorenzoni, che da Casier lancia un invito ai leader delle forze politiche che lo sostengono: vengano qui, dice, questa è una vergogna nazionale. Dobbiamo attivare dei percorsi di integrazione diversi, in cui la dignità delle persone sia rispettata e in cui ci sia effettivamente la possibilità di un inserimento lavorativo, di un inserimento sociale. Io credo che sia la prova di un modello che deve essere superato velocissimamente con delle nuove regole e con il superamento dei decreti Salvini che stanno creando in Italia delle situazioni di allarme sociale. Era la strada dello SPRAR quella da seguire per dare una risposta adeguata al tema dell'immigrazione, l'accoglienza a piccoli gruppi, così da salvaguardare la sicurezza pubblica da una parte e sostenere dall'altra l'integrazione di queste persone. C'è qui con me Antonio Calò, che ha dimostrato che modelli di accoglienza diversi sono possibili, funzionano e dal punto di vista sociale e economico sono molto più efficaci. Dobbiamo attuarli da subito. Ma l'ostacolo da superare, rincara Calò, è sotto gli occhi di tutti. C'è una volontà politica chiara, chiarissima, preferiscono metterli tutti insieme qua e sperano che ci sia cagnarra e che siano visti sempre male per accaparrare voti. C'è solo questo motivo, il resto è zero. In 5 anni che non si riesca a risolvere un problema di questo genere è vergognoso, è da incompetenti. E per la prima volta parla proprio dello scoppio, dallo scoppio del maxi focolaio all'ex Serena, il presidente della Nova Facility marinese, che punta il dito contro un gruppo di facinorosi che all'interno del centro d'accoglienza impedirebbe di far rispettare le regole anti-Covid. A determinati contagi, io ribadisco, è l'impossibilità di dare una vera separazione dovuta al fatto che c'è una piccola parte degli ospiti che la rende impossibile e inattuabile.
Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, la società che gestisce l'ex caserma Serena, parla per la prima volta dopo lo scoppio del nuovo vasto focolaio di Covid. Era rimasto in silenzio quando ci furono i 133 positivi, ora che il numero è quasi raddoppiato e gli attacchi alla gestione del centro si moltiplicano, spiega che all'interno la presenza di un gruppo di violenti impedisce di far rispettare le regole anticontagio. Ci furono degli ospiti, circa una decina, che sequestrarono i medici della ASL e dei nostri dipendenti. Quegli ospiti purtroppo, nonostante denunce, nonostante le varie segnalazioni, non sono mai stati allontanati dalla struttura. Ecco, quegli ospiti sono gli stessi che in questi giorni ci stanno rendendo molto difficile il lavoro. Questi ospiti stanno addirittura schernendo quelli che vogliono isolarsi, stanno schernendo quelli che si mettono la mascherina, rendendo di fatto impossibile ogni tentativo di separazione. Ma c'è anche il tema sanitario, perché il sospetto che lancia Marinese è che il virus dalla caserma a giugno non sia stato completamente debellato. Il 10 e 11 giugno vengano trovati i primi 2 positivi all'interno della struttura. Vengano fatti i tamponi a tutti ed erano tutti negativi. Dopo 8 giorni di quarantena, senza fare degli ulteriori tamponi, viene dichiarata la caserma Covid-free. E adesso, a distanza di poco più di un mese, ci troviamo oltre 200 casi di positività all'interno. Dovete pensare che è positivo anche un mio dipendente che è 3 settimane che non metteva piede in struttura perché era in ferie. Come a dire, aveva contratto il virus ben prima. L'ex Serena non va demonizzata, aggiunge, è stata una struttura fondamentale per rispondere a un'emergenza. Ora, conclude, rispetto al Covid, non rimane che attendere che il virus faccia il suo naturale decorso. A questo punto aspetto che questa pandemia finisca, aspetto che questa situazione di difficoltà all'interno della struttura finisca con dei tempi, essendo praticamente tutti positivizzati, aspettiamo che si negativizzino e che finisca questa brutta vicenda. Ex Serena come invoca una quarantena rigorosa il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, commentando i numeri proprio della caserma di Dossone, e al gestore Marinese, che avete appena sentito nel servizio precedente, che sospetta che il virus non sia stato debellato a giugno, replica con durezza: pesi le parole, altrimenti quereliamo. Era chiaro che dovesse succedere questo, lo pensavamo, lo sospettavamo, perché ovviamente non c'è il distanziamento, non c'è l'utilizzo delle mascherine. Non è affatto sorpreso il direttore generale dell'ULS 2, Francesco Benazzi, della moltiplicazione dei positivi all'ex caserma di Dosson, e non lo meraviglierebbe che tra qualche giorno tutti gli ospiti finissero per essere contagiati, ma essendo tutti asintomatici è fiducioso che il focolaio si risolva senza conseguenze. Noi intanto pensiamo di fare i tamponi fra 7 giorni. Comunque è chiaro che finché c'è questa situazione chiediamo la collaborazione della prefettura e delle forze dell'ordine, perché questo deve rimanere, come dire, un cluster isolato tipo Vo. Quarantena ferrea, una sorta di zona rossa, nessuno quindi deve lasciare la struttura, che rimane a rischio soprattutto in previsione dell'autunno, se all'interno non si riuscirà a convincere gli ospiti a rispettare le norme anticontagio. L'utilizzo della mascherina, in particolare in autunno, quindi dove non c'è neanche il fastidio del caldo, deve essere obbligatorio, altrimenti il rischio che si creino ancora situazioni di questo tipo esiste. Quanto alla possibilità che il virus da qui, da giugno a oggi, non se ne sia mai andato e che, come sostiene Marinese, sia stata una mancanza dell'ULS quella di non aver eseguito un'ulteriore serie di tamponi, Benazzi replica duramente. Bisogna stare attenti quando si dicono queste cose, perché poi scattano anche le querele. Ecco, io credo che il dottor Marinese deve stare molto attento e accorto e pesare le parole. Io credo che quando abbiamo trovato tutti negativi, da quell'episodio è passato 1 mese e mezzo, quindi non c'è concausa né relazione tra i due eventi. Quello che l'azienda poteva fare lo ha fatto. Abbiamo dato chiare indicazioni alla divisione dei plessi, dei 4 plessi, abbiamo dato chiare indicazioni che dove c'erano le docce dovevano stare i positivi. Questo dall'occhiata che ho avuto modo di dare all'interno della caserma non mi pare sia stato rispettato. Il campanello d'allarme lo dovevano dare loro, e soprattutto il lavoro di distanziamento, continuo a ribadire, e di mascherine doveva essere fatto dagli operatori della New Facility. Dal Trevigiano al Veneziano, sempre per parlare di migranti, i problemi di Jesolo non li può risolvere Cavarzer. Il sindaco Henry Tommasi chiede spiegazioni al prefetto e su come si intendano gestire i migranti negativizzati che sono tuttora ospitati all'interno del territorio comunale.
Non possiamo risolvere i problemi di Jesolo, tuona il primo cittadino Henry Tomasi. Cavarzere, nonostante proteste dei cittadini e polemiche a seguito, aveva accolto nelle scorse settimane un gruppo di migranti, risultati positivi alla sede della Croce Rossa della località balneare. Ma ora che sono tutti negativizzati e hanno finito il periodo di quarantena, si trova a dover gestire l'inaspettata permanenza. Dalle ultime comunicazioni che ho avute, sia telefoniche sia per iscritte con il prefetto, queste persone rimarranno nel nostro territorio. Questa sicuramente è una notizia negativa. Ho già messo in evidenza e mi sono più volte espresso con gli organi di competenza che il problema Jesolo non può risolversi in soluzione Cavarzere, ma se queste persone, questi richiedenti asilo erano residenti nel territorio di Jesolo ormai da 5-6 anni, deve essere trovata una soluzione presso il comune di Jesolo. Un cortocircuito della comunicazione istituzionale, un prendere tempo, rileva il sindaco, quando la soluzione al problema risulta difficoltosa per la scarsità delle strutture a disposizione della prefettura, e un appello alle istituzioni affinché i cittadini di Cavarzere non siano considerati di serie B. E il mio appello, che faccio ora in questo momento, non è solamente al prefetto ma anche alla Regione Veneto, che molto si è mossa in modo anche molto veloce per risolvere il problema a Jesolo, ma è completamente silente nel gestire poi la situazione qua nel territorio cavarzerano. Ieri intanto le operazioni di svuotamento della Croce Rossa di Via Levantina, poiché considerata non idonea per la gestione del problema sanitario attuale. I richiedenti asilo presenti nella struttura sono stati spostati e ricollocati in diversi centri d'accoglienza della provincia per evitare pericolose concentrazioni, mentre a Jesolo restano una dozzina di migranti risultati positivi al Covid in attesa del tampone negativo. Soluzioni in emergenza che assumono le sembianze di un interminabile gioco delle tre carte. Diffusi dall'ULSS 6 in queste ore i risultati dei tamponi eseguiti tra gli operatori e i ragazzi del centro estivo di Padova Nuoto e tra i contatti delle due diciottenni positive dopo il viaggio premio per la maturità nell'isola di Pag. 8 giovani positivi su 13 residenti nella provincia di Padova. Sono gli esiti dei tamponi effettuati dopo che 2 ragazze diciottenni, di ritorno da un viaggio premio per la maturità fatto in pullman nell'isola croata di Pag, sono risultate contagiate dal coronavirus. Febbre alta per una di loro, sintomi manifestati già il 1 agosto, giorno di rientro dal viaggio. Contagiata dal virus anche l'amica. Un viaggio organizzato da un'agenzia di Brescia che coinvolge varie ULSS nella nostra regione, quella di Verona, per un totale di 24 giovani veneti tra i 18 e i 20 anni. Contagi di rientro, come sono stati definiti in queste ore, dopo viaggi di divertimento. La raccomandazione forte, ancora una volta, a tutti coloro che si reca in vacanza, soprattutto all'estero, ma anche nelle normali attività di vita quotidiana, di continuare a non abbassare la guardia, a utilizzare tutte quelle precauzioni che ormai conosciamo a memoria. Resi noti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 anche i primi risultati sui 94 tamponi in corso tra i partecipanti al centro estivo di Padova Nuoto, dove un ragazzo di 11 anni è risultato positivo dopo aver manifestato sintomi. 5 i bambini positivi, l'11enne e 4 amici, mancano ancora da analizzare 26 tra operatori e bambini che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni. Il centro estivo rimane chiuso, precisa la direzione generale dell'ULSS 6, è invece aperta la parte non adibita al centro estivo degli impianti sportivi perché le due attività non hanno mai avuto contatti diretti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Noale perché l'amministrazione comunale si è stretta intorno ai familiari di Damiano Caravello, consigliere di 29 anni deceduto per una brutta malattia, un sorriso che diceva tutto della persona che era. Queste le parole appunto dell'amministrazione comunale di Noale. Di Damiano non riusciremo a dimenticarci mai, perché è un ragazzo giovane di 29 anni, ma che sapeva trasmettere a tutti noi una
profondità nella lettura della vita e una serenità nel saperla affrontare in tutti i momenti, anche quando lui con grande consapevolezza sapeva del rischio che correva con questo intervento. E lui ha vissuto con grande responsabilità anche il suo mandato, perché fino agli ultimi consigli comunali dove noi lo vedavamo faticare, però lui voleva esserci. Trattiene a stento le lacrime la voce rotta dal ricordo di Damiano Caravello. Il sindaco di Noale saluta così il compagno di viaggio politico, il 29enne di Briana, consigliere comunale. Il giovane, che da sempre conviveva con una rara malattia al fegato, era stato sottoposto ad un trapianto a Padova che non è stato sufficiente a salvarlo. Negli ultimi mesi il calvario con l'aggravamento delle sue condizioni e nonostante fosse visibilmente affaticato, ci racconta il sindaco, non ha mai smesso di credere nella sua missione politica. Lui è sempre stato un ragazzo che ha coltivato nella sua parrocchia, nella sua vita personale, l'impegno prima sociale e l'impegno politico più bello, secondo me, più vero, quello che nasce proprio avendo coltivato prima una sensibilità sociale. Ed era un ragazzo anche preparato, perché insomma anche i suoi studi l'hanno aiutato. Competenze e disponibilità che metteva a disposizione dei colleghi, il tutto condito da un sorriso che, come ha ricordato il sindaco, diceva tutto della sua persona. Oggi seconda prova di funzionamento del Mose, come lo scorso 10 luglio tutto ha funzionato per il meglio. Si è svolta regolarmente la seconda prova di sollevamento completo delle 78 dighe mobili del Mose della Laguna di Venezia. Le operazioni si sono svolte alle 4 schiere di paratoie alle 3 bocchi di porto, Lido San Nicolò e Treporti, Malamocco, Chioggia, dalle 6:30 del mattino fino alle 14:30, orari in cui le capitanerie di porto di Venezia e Chioggia hanno interdetto la navigazione. Si è trattato del secondo sollevamento dopo la prova generale del 10 luglio scorso e tenutasi alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Nuovi test sono previsti per il mese di settembre. Sta per muovere i primi passi una nuova commissione regionale che studierà il fenomeno delle frane nel Bellunese. Obiettivo principale è quello di fornire a Veneto Strade gli strumenti per prevenire e ridurre il rischio a carico della viabilità provinciale. La prima riunione è già stata fissata per il prossimo 31 agosto. Nasce una commissione speciale sulle frane in provincia di Belluno. Luminari e studiosi dell'Università di Padova, geologi, tecnici, protezione civile sono pronti ad avviare un monitoraggio puntuale che servirà a Veneto Strade, che è della commissione promotrice, per programmare interventi per la prevenzione del rischio frane a carico della viabilità provinciale. Purtroppo nel Bellunese dopo Vaia le frane sono all'ordine del giorno, cioè non c'è temporale o evento meteorologico un po' intenso che non causi una frana. Il problema che noi ci stiamo ponendo in questo momento è cosa sta succedendo nella montagna bellunese, cioè sta venendo giù a pezzi, ma perché? Le frane ci sono sempre state, ma certamente non con la frequenza e non dislocate in maniera strana come dopo Vaia. La tempesta di 2 anni fa ha stravolto il territorio, le frane, 3 solo nell'ultima settimana a Rio Gere, sul Pordoi e Fedaia, si verificano non più solo a ridosso delle montagne ma anche in zone di prato. Per questo, spiega l'amministratore di Veneto Strade Silvano Vernizzi, è necessario intervenire. Il nostro compito come Veneto Strade è quello di garantire la sicurezza degli automobilisti, dei cittadini comunque che utilizzano le strade che noi abbiamo in gestione, e anche l'obbligo di mantenere la rete stradale in gestione transitabile possibilmente per tutto l'anno e possibilmente H24. In questi ultimi giorni le maestranze di Veneto Strade hanno lavorato senza sosta per la riapertura delle strade che portano al Fedaia e al Pordoi, ma in provincia le situazioni di allerta restano numerose e saranno tutte al vaglio della nuova commissione speciale. Speriamo di avere delle indicazioni più che altro per rendere più sicuri gli utenti delle strade in gestione nel Bellunese. È tutto, vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano,
Benvenuti al meteo, queste le previsioni per sabato 8 agosto. In Veneto cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualche locale nube in più nelle ore pomeridiane in montagna, in genere senza precipitazioni. Temperature minime tra i 17 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia tempo stabile da assolato ovunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime tra i 21 e i 25 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,